Cercavano collaboratrici per il loro negozio e avevano affisso un annuncio in vetrina, ma il tono dell'offerta aveva suscitato un vespaio di polemiche e ora i titolari di un esercizio commerciale dell'altopiano dei 7 comuni sono stati sanzionati anche dall'Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Il cartello diceva cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari e questa frase è stata ritenuta una violazione del codice delle pari opportunità, rappresentando, secondo l'ispettorato, una discriminazione all'accesso al lavoro. In sostanza, i titolari del negozio avrebbero posto come requisito d'accesso al lavoro distinzione di sesso, età e condizione familiare. Per questo sono stati sanzionati per un totale di 7.000 euro. Della faccenda si è interessato anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il cui direttore ricorda come la cultura del rispetto sia lontana, prima ancora del diritto del lavoro, se a 52 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori l'ente è ancora obbligato a intervenire per episodi simili.